Buongiorno a tutti signori, bentornati sul nostro canale, i signori di Napoli. Oggi in questo video vi voglio dare un paio di notizie di calciomercato riguardanti il nostro Napoli. Infatti sembrerebbe addirittura d'arrivo la chiusura di un affare molto importante per portare in azzurro un giocatore brasiliano direttamente dall'Olanda e attenzione a un giocatore della Roma che sembra non rientrare più nei piani futuri tecnici di Ranieri e quindi potrebbe diventare una occasione di mercato per il nostro club. Attenzione quindi, non perdetevi questo video per scoprire tutti gli ultimi aggiornamenti di mercato del nostro Napoli. Prima di continuare vi ricordo brevemente di iscrivervi sul nostro canale I Signori di Napoli, di attivare la campanella delle notifiche e se vi va vi potete abbonare per sostenere la nostra redazione. Il Napoli, signori, sta facendo qualcosa di straordinario, sta cercando di vincere il campionato con una rosa nettamente inferiore a quella dell'Inter. Siamo lì, stiamo rosicando, abbiamo rosicato diversi punti importanti alla corazzata Inter e siamo lì. Purtroppo nello scorso mercato di gennaio il nostro club non è intervenuto sul mercato per magari dare al nostro allenatore Antonio Conte un paio di rinforzi che avrebbero fatto comodo, no? Soprattutto nel rush finale di stagione, ma nonostante ciò il Napoli è lì sotto l'Inter, pronto a sfruttare un passo falso dei neroazzurri. Ma nonostante siamo a metà aprile, il campionato comunque deve ancora finire, Manna sta già accelerando per dare ad Antonio Conte, in vista della prossima stagione nella quale il Napoli sarà impiegato appunto su più fronti, campionato, Coppa Italia e Champions League, dei rinforzi ideali per allungare la rosa, sia dal punto di vista quantitativo ma anche qualitativo. 7-8 giocatori vi abbiamo detto, ovviamente non 7-8 titolari, ma magari 2 o 3 titolari, no, 2 o 3 giocatori che possono essere i primi cambi e magari un paio di giovani. Nell'ottica dei titolari sembrerebbero entrare nei piani del Napoli 2 giocatori, soprattutto ecco 2 giocatori che uno, milita in Olanda e ve ne abbiamo già parlato e l'altro, attenzione, milita nella Roma. Vediamo di chi stiamo parlando. Per quanto riguarda il primo giocatore che milita in Olanda è Paixão, giocatore del Feyenoord. Da quello che ci risulta Mann avrebbe accelerato per chiudere la trattativa, il giocatore avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento a Napoli. Conte lo vuole, un giocatore molto ma molto interessante, una qualità eccelsa, ha fatto benissimo contro il Milan, vi ricorderete. Attenzione perché nelle ultime ore Paixão sta spingendo anche con il suo entourage per poter trasferirsi in azzurro e questa cosa sta facilitando non poco il Napoli nella buona riuscita della trattativa. Il costo dovrebbe essere intorno ai 25 milioni di euro più forse 5 di bonus, quindi per un totale di 30, 5 milioni facilmente raggiungibili e quindi signori ci siamo, Paixão dovrebbe essere il primo acquisto del nostro Napoli. Secondo acquisto, sempre in ottica di giocatori che potrebbero essere titolari, arriva direttamente dalla Roma. La Roma deve far casse, per questo avrebbe messo sul mercato Lorenzo Pellegrini, il suo capitano. La Roma vuole avere cash per riuscire anche a trattenere Saelemaekers a titolo definitivo e quindi Lorenzo Pellegrini, anche un po' spinto dalle contestazioni dei tifosi della Roma, è stato messo un po' alla porta. Attenzione perché il giocatore sarebbe entusiasta di trasferirsi a Napoli. Conte è molto interessato dal giocatore, è italiano, conosce benissimo il campionato, è nel pieno della sua maturità e potrebbe essere sicuramente un rinforzo importante per il nostro Napoli. Detto questo, signori, Paixão, Pellegrini, i 2 primi acquisti del nostro Napoli, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piace, commentate, ditemi la vostra, grazie per essere stati con noi.